Ma bella partita, piaciuta. Abbiamo fatto un primo tempo importante, forse uno dei migliori. Peccato non averla chiusa subito il primo tempo. Poi il secondo tempo un po' di calo, avevamo qualche giocatore che rientrava, non stavano bene, abbiamo calato un po', però senza mai credo rischiare nulla, a parte forse un'occasione, un cross, che però non abbiamo mai rischiato nulla, anzi potevamo anche chiudere il secondo tempo con un paio di ripartenze, però abbiamo fatto bene. Alberto? Sì, mister, intanto come giudici l'esordio di Giro al centrocampo? Ma molto molto bene, perché si è allenato diciamo solo 2 giorni con noi, venerdì cioè giovedì e venerdì, quindi però è un giocatore, sapevamo le sue qualità, le conosciamo, sapevamo che poteva far bene, così è stato. Anche lui diciamo arrivava con una che non stava benissimo, perché anche lui aveva un principio di bronchite, era sotto antibiotico, però quello che ha fatto, per quanto ha fatto bene. Beatrice? Buonasera mister, allora al di là del fatto che comunque si sta parlando di una vittoria ovviamente, cosa le è piaciuto però di meno che si poteva correggere, oltre al fatto, come lei ha detto, che si poteva chiudere prima la partita? Il primo tempo potevamo chiuderla, il secondo tempo potevamo giocare un po' di più, abbiamo rinunciato un po' subito a giocare, a cercare la verticalizzazione, perché poi abbiamo visto che quando la muovevamo e partivamo da dietro facevamo anche belle cose e praticamente non ce l'hanno mai presa. Secondo tempo forse anche un calo fisico, abbiamo cominciato un po' più a verticalizzare, aspettarli, però ci sta anche. Pietro? Sì, mi si è detto che insomma, manca sempre qualcuno, sia tra i convocati che in allenamento, però come hai visto la squadra da quando siete al primo posto, nel senso che c'è un po' più di consapevolezza, oppure c'è sempre la testa dentro il carro armato come prima? No, anzi, adesso che siamo là sarà più dura, perché quello che vi ho detto a loro, adesso che siamo lì, confermarsi è sempre più difficile, perché adesso le inseguitrici faranno di tutto per stare lì e dobbiamo essere forti mentalmente. È quello che sta succedendo, nonostante qualche problema fisico, chi va in campo, chi si allena, chi dal tutto per tutto, stiamo diventando sempre più squadra, ma non solo in campo ma anche fuori, e questa è una cosa positiva. Stefano? Mister, è partito con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo si è messo con il 3-5-2 per avere più copertura. Quanto è stato importante trovare per lei questa soluzione tattica della difesa a 3, che vi ha dato solidità, vi ha dato tanta appunto solidità difensiva? Quanto ha cambiato? Ma l'abbiamo fatto durante l'anno, è un sistema che possiamo adottare tranquillamente, perché abbiamo giocatori in grado di farlo. Il secondo tempo abbiamo cambiato anche un po' per emergenza, perché non avendo più centrocampisti abbiamo deciso di metterci così, anche perché sia Baldassar e poi Borghesan a 3 rendono di più, quindi, e poi avevamo maggior copertura, sapendo che ho la squadra che può fare anche questo sistema, quindi per noi è una cosa in più. È soddisfatto dell'ingresso in campo di Aliu? Abbiamo visto anche scendere molto ad aiutare la squadra per l'inizio della sua Sì, Gracian è uno che si sacrifica tanto per la squadra, è veramente importante per noi questo. Sono contento del suo rientro, è entrato bene, aveva quei minuti nelle gambe, perché dopo un po' di giorni che è stato fermo, però sicuramente è un recupero importante. Alberto? Mister, la scelta di mettere a sinistra Mazetta al posto di Golina o Brosu in base a che considerazione hai fatto? Diciamo che le caratteristiche sono un po' diverse, lui è un po' più difensivo, quindi l'ha fatto, lo può fare, nell'idea è quella che se lui è già in campo, poi eventualmente mettersi a 3 o già il centrale di sinistra, quindi nell'idea della partita c'era già il secondo tempo quella di mettersi a 3, solo che poi era tanto, anche lui è tanto che non giocava, non è riuscito ad arrivare diciamo al 90esimo e abbiamo cambiato. Pietro? Come valuti usato ultimamente? Adesso sembra, anche se lo vedi cresciuto rispetto all'inizio stagione, adesso un po' per necessità, un po' per il futuro, metti anche a sinistra, si sta sacrificando di più, come ha cambiato l'approccio, com'è adesso rispetto a prima?
Giovanni è un giocatore secondo me, con delle qualità incredibili, deve trovare solamente più concretezza, perché è un giocatore che se lui diventa concreto può fare categorie superiori. E ad oggi ancora quello gli manca, però fa un lavoro importantissimo, corre tantissimo, si sacrifica e qualsiasi posto lo metti lo fa bene, con testa, quindi gli manca solo quello per fare il salto di qualità, ma piano piano ci arriviamo. Paolo, nonostante la febbre, per alzare le temperature oggi al derby. Sì, se ritorno indietro questa settimana e penso come stavo fino a giovedì, non avrei mai pensato di poter intanto giocare oggi e poi aggiungere alla prestazione un gol. È stato molto bello, ma come sempre per me conta solo ed esclusivamente la vittoria. È stato più la sofferenza vivere dallo spogliatoio gli ultimi 20 minuti, perché il mister mi ha mandato dentro col fatto che non stavo tanto bene e non sapere cosa succedesse in campo, piuttosto che vivere la partita. Però dai, ottimo i 3 punti, avanti così. Alberto? Sì, la curiosità sulla munizione sembra eccessiva, saprai il prossimo vittoria. Sì, io non voglio commentare l'operato degli arbitri, so solo che io ricevo 48 falli a partita e penso 45 dei quali senza munizioni. Io faccio un fallo, si vede che sono talmente scarso a fare falli che tutte le volte che lo faccio prendo il giallo, e quindi è andata così. Salterò la trasferta di mercoledì, mi dispiace molto per i miei compagni, però sono sicuro che per chi c'è darà il suo contributo. Beatrice? Ciao Paolo, innanzitutto allora, a chi dedichi questo gol e come ce lo descriveresti? Ieri era il compleanno di mio nipotino, 3 anni, quindi 3 Cesare, e quindi 3 come i 3 punti di oggi, quindi il gol sicuramente va dedicato a lui e alle persone che mi sono state vicino, soprattutto in questi giorni in cui sono stato male, la mia ragazza che mi ha sopportato quasi tutta la settimana e niente, il gol è stata una bella azione. Devo ringraziare anche Artioli perché mi ha fatto un velo bellissimo e gli ho chiamato, però non è mai semplice in una frazione di secondo riuscire a farlo. Io poi ho calciato di prima intenzione, è stato bello vedere la palla entrare, esultare sotto la tribuna che oggi era bella piena, e è una bella soddisfazione. Pietro, domande? Ci racconti un po' com'è giocare in questo stadio, com'è il tennis, quanto vi dà questa tifoseria, quanta spinta in più vi può dare per arrivare a portare a termine questa cavalcata? È sicuramente un valore aggiunto il tennis, non solo per quanto riguarda la tifoseria, ma proprio tutto lo stadio e tutto l'ambiente che c'è all'interno di questa struttura. Poi una partita come oggi, giocata di sabato con la tribuna piena, la curva che ha sempre cantato e ci sta sostenendo sia in casa ma soprattutto in trasferta. Io continuo a dire che non è semplice, non è scontato trovare così tanti tifosi, soprattutto in trasferta. È bello, motivo di orgoglio, è motivo di carica per noi che comunque lavoriamo con anche delle defezioni, infortuni, febbre, eccetera. In questo periodo qua abbiamo tante partite e il pubblico ci può dare e ci sta dando una grossa mano. Sul gol da grande giocatore, sei arrivato, la palla ti è arrivata dopo un vero, magari hai avuto poco tempo per pensare, ma avevi già deciso di mettere la lista? Sì, gli ho chiesto il vero perché avevo già l'idea di calciare in quella maniera lì, e tante volte anche quando mi esercito a calciare da fuori area cerco sempre di cercare l'angolo piuttosto che la potenza, anche perché non è che ne ho tantissima di potenza, quindi ecco, appena ho visto che Brigatti poteva giocare questa palla all'indietro, diventa anche difficile magari per il portiere che è preso in controtempo, però ecco, sono contento per il gol, ma soprattutto, ripeto, per la vittoria contro una squadra ostica che come già l'andata ci ha messo in difficoltà, e quindi
avanti così. Ultime domande? Sì, ma nel secondo tempo cosa ti è mancato per chiudere? C'è mancato che intanto ci sono anche gli avversari che non vogliono mai perdere, soprattutto qui al tennis, e quindi bisogna sempre vedere chi c'è al di là, c'è la formazione avversaria e poi ecco il difendersi bene da squadra è un altro valore aggiunto della nostra squadra, quindi nonostante magari queste partite qua per chiuderla magari ci vorrebbe dei guizzi, qualche contropiede eccetera, siamo in un momento in cui abbiamo giocatori magari anche un po' stanchi, quindi intanto se ci difendiamo bene facciamo già una grande parte della partita, e poi le occasioni arrivano anche nel primo tempo, soprattutto forse lì che meritavamo qualcosina di più, perché abbiamo avuto più di un'occasione per fare il secondo gol, quindi ecco sì, quello sicuramente, però per il resto penso che almeno io non ho visto gli ultimi 20 minuti, ma finché sono stato in campo io avevano loro il pallino del gioco, ma non hanno mai avuto grossissime occasioni per fare gol.